Si chiama Fascicolo unico per l'edilizia, idea nata come risposta alle difficoltà del Superbonus e per migliorare il servizio offerto ai professionisti nel settore della digitalizzazione e che vede la nostra regione prima a livello nazionale come progetto pilota. La cosa è molto semplice e interessante. Di fatto, tutte le pratiche edilizie vengono raggruppate in un unico fascicolo digitale. Idea sottoscritta e presentata a Mestre nei giorni scorsi da ANCI Veneto, Regione e Consulta dei Geometri. Si tratta finalmente di un taglio della burocrazia e di un alleggerimento dei tempi di attesa per i nostri cittadini. Si parte da un momento di difficoltà che ha visto trasformare un'opportunità, per esempio quella del Superbonus 110%, in un dramma per i comuni che si sono visti oberati di richieste di accesso ai atti che addirittura è un passaggio antecedente alla domanda. Di fatto si tratta di una sorta di Green Pass edilizio, già partita la sperimentazione, 14 in totale i comuni coinvolti nel progetto pilota, 2 per provincia, con Marcon e Cinto Caomaggiore per quella veneziana. Fatti questi 6 mesi di sperimentazione raccoglieremo i dati, vedremo le difficoltà, le positività, le negatività, insomma cercheremo poi di sistemarlo se ci sono delle cose da sistemare e dopo entrerà a regime per tutti gli altri comuni, ovviamente con i tempi adeguati anche per il numero di abitanti dei comuni stessi.